FAS, petizione con 15.000 firme consegnate al Ministro dell'Ambiente Costa che assicura fisseremo dei limiti nazionali. Buonasera dal telegiornale del Veneto, consegnate questa mattina a Roma al Ministro dell'Ambiente Sergio Costa le firme raccolte per la petizione Basta FAS. Ad oggi sono quasi 15.000 i cittadini che chiedono di normare la presenza delle sostanze nelle acque di falda. Francesca Cosentino. 15.000 firme di cittadini veneti sono state consegnate al Ministro dell'Ambiente Sergio Costa perché intervenga subito sul problema dell'acqua inquinata nelle province di Vicenza, Verona e Padova da FAS, agenti chimici provenienti dalle industrie locali che stanno mettendo a serio rischio la salute di 350.000 persone. La Regione è già intervenuta imponendo l'abbattimento delle sostanze inquinanti per 21 comuni, ma ora forze politiche, al primo posto Movimento 5 Stelle con le deputate Pusinarolo e Cunial, associazioni ambientalisti e di cittadini, chiedono che si vada oltre e si intervenga con un provvedimento legislativo nazionale. Stiamo parlando di un'introduzione di limiti stringenti di legge per tutte le sostanze inquinanti riguardando i perfluoroalchilici, parolona difficile per dire sostanze molto pericolose per la salute. L'incontro è stato molto positivo, è la prima volta che non mi sento assolutamente presa in giro da un ministro. Al Ministro Costa è stata rappresentata la rabbia e la preoccupazione dei cittadini che, forti di alcune rilevazioni del CNR, sostengono che l'acqua non è potabile e che l'inquinamento sta coinvolgendo tutta la filiera alimentare, dall'agricoltura all'allevamento alle industrie che producono alimenti. E anche sugli alimenti non ci fidiamo, noi cerchiamo sempre di prendere tutto quello che proviene da lontano. Sicuramente nella nostra zona il colesterolo è diffusissimo, le malattie, essendo interferenti endocrini, le malattie alla tiroide sono molto alte. E siamo qua per fermare il più grande inquinamento dell'acqua nella storia d'Europa, causato dalla follia degli industriali veneti e dalle negligenze e inadempienze delle istituzioni.